Ok, che ci siamo. Ai, ai, ai. Allora, ok. Adesso vediamo un attimo di... Ecco, Sidoti, c'è Sidoti quindi. C'è un uomo bellissimo. Ciao caro. Ciao caro Sidoti. Ecco Pep. Lo zoccolo prende forma. Ok, oggi devo fare un po' di mercato, raga, un po' di calcio mercato. Ho venduto un po' di giocatori, ragazzi, c'è anche Zigoni, Longo, perché bisogna fare più cassa possibile, abbiamo quasi 6 milioni, insomma, non è male. Poco a livello come ingaggi, non moltissimo, però dai, chi si accontenta gode, vediamo di portare a casa un buon attaccante e un difensore. Eh sì, Polemangai, eh sì, piccolo Gai, io sono questo, sono l'uomo in anticipo. Eccoci qua. Ok, scriviamo. Siamo in live. Ragazzi, oggi calcio e anche mercato. Allora, intanto cominciamo un po' a vedere che ci siamo in pochi, però volevo già un attimo capire, soprattutto in attacco, chi poter prendere, perché serve un attaccante veloce, soprattutto. Cominciamo con i svincolati. C'è sempre questo Sturridge che ci fa un po' ingolosire, però ma non lo so, sinceramente. Eh, Sicuramente non è male. Maiele, grande Maiele. Era qua, diciamo, come mi ricordo che era morto anche Mero quell'anno, sia Mero che del Brescia che Maiele. Beh, Sturridge sicuramente è un giocatore che può dire la sua, per carità, sì, non è che sia un po' velocissimo, però non è neanche una merda, insomma. Ne ho visti di più scarsi. Sì, però comunque non c'è di certo una... Questi svincolati non mi fanno certo impazzire comunque. Vediamo. Trasferimenti, c'è qualche campioncino? Ah, cioè, inizia trasferimenti perché? Lo vediamo un attimo. Costo 331 milioni, mi sembra anche giusto, insomma. Cioè, lo compreremo sicuramente. Dalglish, ma perché questi... Ah, vogliono vendere 221 milioni, però la vedo duretta. TT Henry, il piccolo TT. 280, no, ma mi sembra anche per capire, insomma. Eh, Vediamo quanto vale un Lautaro per capire. 40 milioni comunque. Ok, pare che possiamo vedere anche così, forse facciamo prima. Madonna. Sì, però spendere tutto così per un attaccante comunque anche del cazzo, oltretutto. Ma. Ciao Agostino. Vediamo, curiosità, vediamo un po' Sheva se ha aumentato un po' il valore, perché 2 milioni, insomma, se tutti valgono tanto. Niente, 2 milioni e 5, però nessuno ingaggio 12 milioni. Questo vaneggio non lo capisco sinceramente, però è sempre al Milan comunque, va bene, ok. Lo compreremo il prossimo anno, quando andremo in Serie A.
Non so, veramente sono in difficoltà con l'attacco, perché guarda, che avete scritto voi? No, Giovinco, Di Mata. Vediamo, sarà un troll. Non quelli che non conoscono possono essere forti, dai. Di Mata. Ok, vediamo. Allora, diciamo, è un razzo praticamente. Vediamo. La 76, certo che finalizzazione. Beh, non è neanche scarsissimo in realtà, eh. Questo grande, cazzo. Peppe me lo godo, ciao Zincaro. Cazzo, ci proviamo. Sinceramente mi sfugge questo gioco. Però 7 milioni, quindi 3, 5. Io non so se proviamo anche l'ingaggio. Devo prendere anche un difensore, ragazzi. La vedo alquanto complicata. Costano tanto questi giocatori. Ciao Agi. Ma costano, ragazzi. Cioè, li vedo un po' costosi questi giocatori. Allora. Ok. No, veramente bravo, cazzo, veramente velocissimo. Martinelli, Sì, però fiori che spoccio. 8 milioni, 8 bombe vogliono. Sto qua sì che è buono, però. Fanculo, Agi. È andata male, purtroppo. Vabbè, no, costa troppo. Ciao, Diamond. Purtroppo è andata così, ma la correttezza comandiana vuole che non ci siano riavvii o altre cose. È andata male, però. Vediamo. Conte. Non c'è, sarà scritto in maniera diversa forse. Vediamo. Sì, se magari scrivo, però grazie. Ciao, piccolo Amedeo. Cazzo era? Oh. N. Che mangia cappellotti. No, non c'è neanche questo. Forse devo togliere questo? L'ho scritto giusto? N. Nesiri. Vai, non c'è, non ci sono. Bu, 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 bu. No, Palacio anche no. Cominciamo con l'attacco, intanto abbiamo bisogno di un attaccante veloce. Ma c'è ancora Obafemi Martins, cazzo lo voglio. Giocatore che era talmente veloce che non riusciva a stoppare neanche a tenere neanche una palla. Obafemi, non c'è Obafemi. No, bro, non può non esserci. Peccato. Mm. Vediamo sto stronzo. Ma dov'è che lo sbaglio? Scusa, sono io cieco che per carità può anche essere che sono un po' rincoglionito. Allora, Nes, ma zio cane, Nes, Y, R, oh, che sparo, cioè, non c'è. Ah, la Y anche alla fine, allora, che spara, basta che vi decide. Uno mi scrive una cosa, uno un'altra, non c'è comunque, Fioi. Uno me lo scrive ancora, oh, che sparo, Fioi. Aspetta, metto N e vediamo cosa viene fuori. Su 50.000 nomi. No, direi che sono un po' troppi. Allora. Uno mette la U, uno mette la Y, uno mette il cazzo. Cioè. Niente, sono tutti i coglioni, ma cominciamo con gli attaccanti. La posizione. Se no, i difensori sono più facili. Abilità, c'è qualcosa di velocità? Velocità. Minimo 80. Van Basten, beh, direi che verrà sicuramente. Vabbè, qua abbiamo tutti quanti, diciamo, i fenomeni.
Quindi ci sono anch'io che ma sono salito comunque, guarda che bello che sono. Mm. Allora, aspetta un attimo. Cioè, bisogna vedere anche il valore. Il Maz farà cagare però. Allora, vediamo. Costano tutti tanto però, cioè... questo. Sì, dopo lo guardo, ragazzi, un attimo solo, però vorrei fare prima l'attacco. Proprio non mi ispirano i giocatori. Pucchi. Caicedo, ragazzi. Beh, Caicedo è troppo... No, però non è bello, per i giocatori belli in squadra. Eh, Mamma mia, sì. Sì, cominciamo ad arrivare veramente sui giocatori, però alquanto curiosi. È dura, eh? Non è no, ma costano troppo, ragazzi, i giocatori qua. Cioè, non ce la facciamo. Sceva, eh. Madonna, incredibile. È vero, ma Pato, però, boh, Sceva, incredibile, Sceva, proprio, devo comprarlo, Fiori. Andiamo Pato, sei sempre rotto, però. Pato, guarda che bello. Vediamo un c'è tipo infortuni, ci sono resistenze a infortuni, non c'è? Tipo zero. Pato si può provare, bravi. Sì, ma 5 milioni, non avevamo schiaffi. Cioè, neanche gli ingaggi. Alla fine che devo prendere Starridge, mamma mia. Mi viene da piangere. Starridge, facciamo già l'offerta per sicurezza, che al massimo prendiamo lui. E vaffanculo. Sinceramente, perché non ci sono soldi. Bisogna andare in Serie A e dopo là magari qualcosa ci danno. Ok. Ma non vuole neanche tanto. Come facciamo quella bella plusvalenza, facciamo. Ok. Sì, sembrano spacciatori, concordolo. Adesso invece andiamo in difesa, che insomma teoricamente in difesa è un bel centralone. Allora, sì, Manaldo è inaccettabile, però dai. No, no, TL. Ciao Antonio. Ciao. Guarda, i difensori veramente non c'è non c'è niente, mamma mia. Difensori abbastanza inguardabili. Sì, un Pamecano ce lo scordiamo, ragazzi, eh. Trasferimenti. Socrates, ma costa un pochino troppo.
No, ma questo purtroppo le hanno fatto la faccia un po' così, dovranno modificarla, penso, con la patch. Ciao a tutti. Mm. Young Ambiwa, ragazzi. Young Ambiwa, secondo me, qualcosina può farla. Ah, perché si ritira. Per carità, un anno me lo può fare, magari. Ma Gambino magari un annetto prima del ritiro, però no, vabbè, aspetta, 1 milione non glielo do. Ehm, Prestiti, vediamo i prestiti, che se non abbiamo molti prestiti. Cioè non c'è il diritto di compravendita dopo, no? Kier. Beh, di Milano sarebbe male. Prestito 1 anno. Sì, ma non posso pagare un prestito di 2 milioni, ma stiamo scherzando. No, Montari non ho voglia di prenderlo, ragazzi, scusate, ma anche no. Ma altro chi sono? Merde. Sì, ma non pago 2 milioni per un giocatore che non è neanche mio, non poi neanche riesco a riscattarlo. Cioè... Vabbè, qua abbiamo già visto, mi sembra, se trasferimenti è impossibile, cazzo, cioè non ci sono soldi. A finire che compro Ronaldo. Ma purtroppo ho troppo la faccia buggata. Sì, sì, proprio... Vogliamo le... Ma stai zitto tu, non ti do neanche soddisfazione oggi, neanche ti calcolo. Sto pensando al mercato, che è un po' più importante del tutto. Cacà, ragazzi. Siamo abbastanza nella merda in difesa. Sì, ma non mi serve a niente adesso, ragazzi. Luperto, sì, ma 4 milioni non ce la facciamo. Dobbiamo prendere anche l'attaccante, ragazzi. Vediamo. Questo dici di 3 anni. Ma non è, sì, insomma. Vocina. Ma il problema del 19 è che non so il perché su PC ogni tanto mi frizza come e si blocca, non capisco il perché sinceramente. Cioè è proprio un bug che c'è sul PC che non me l'ha fatto portare per quello perché ce l'ho. Ma questo diciamo tutti i 3 anni non lo paghiamo neanche. Ma quasi quasi, guarda. Potrei prendere lui. Potrei prendere lui, sinceramente. Non me lo pago niente, dopo lo rivendiamo e vaffanculo, sinceramente. Sono anche stufo di cercare Gentaglia. Vediamo chi arriva alla corte di Veneziano. Anche perché ne ho venuti parecchi, eh. Saremo un po' corti, ma chi se ne frega. Oh, guarda che belle. Ci vedono bene.
Va bene. Però c'è anche l'altro, quello dell'Anderlecht, che secondo me, cioè, ho visto i parametri, mi ispira sinceramente. Voglio dare una chance. Vediamo. Allora. Ah, fallita, cazzo. Fallita anche Pato. Raga, qua purtroppo devo andare su Starridge. Rinnegozia, vediamo. Vabbè, andiamo a Starridge, insomma, non mi, diciamo, vabbè, lo rivenderemo comunque, accetta i termini e vaffanculo. Erasmussen. Perché? No, non ci credo, porca puttana, non ho soldi neanche per prendere un difensore, che spoccio, che due coglioni però. Molina, non posso venderli questi. Fiordaliso, ma abbiamo solo, quanti destri abbiamo? Beh, sì, questo lo vendiamo. Dobbiamo fare un po' di soldi. No, ma Recoba è trequartista, certo che devo vendere Cremonesi, mi serve. No, che cazzo? Allora, ok. Portiere, mi serve almeno un portiere di riserva. Vacca. Anche LOL. Cioè, cosa me ne faccio di LOL? Ciao Darkstar. Semplicemente non ho più una squadra, ragazzi. Cioè, non ho ingaggi, non ho possibilità se non ho soldi con gli ingaggi. Cosenza. Non capisco proprio che siamo proprio così poveri, cazzo. Mamma mia. Oh, arriva Starridge. Sì, sì. Mm. Vaffanculo, però sinceramente siamo primi in classifica, dammi i soldi. Mamma mia, oh, che morti di fame, cazzo. Allora, gestione squadre, trattative. Vabbè, il Zucco non possiamo vendere i migliori che abbiamo. Certo non posso rischiare di giocare con un portiere. Vabbè, insomma, per il momento giochiamo così, sinceramente, mi sorti i coglioni. Almeno l'attaccante l'abbiamo preso. Eccolo qua. E andiamo avanti così. Vai. Debutto del buon Starridge, comunque un giocatore insomma di sicuro affidamento, molto buono. Vabbè, teniamo il Zucco e andiamo, raga. Calcio d'inizio, andiamo con il nuovo acquisto, il nuovo colpo di mercato di Veneziano. Comprare beh, ce l'ho già. Alvaro Recoba. Dai, raga, che andiamo per un sogno chiamato promozione da prima in classifica. Parlo da un luogo dove si respira e si vive calcio. Beh, a Cosenza si vive il calcio che conta, vai! Il calcio è molto più che uno sport. È un caleidoscopio di emozioni, passioni e colori. Oggi però il colore dominante a far da sfondo a questo evento per la verità è il grigio delle nubi. Recoba. Recoba subito! Mamma mia, che partenza!
Poteva segnarlo magari nella partita precedente, così l'inominabile se ne andava via. Mamma mia, il Recoba, 3 minuti. Sì, vocina mia. Sono partiti fortissimo. Mamma mia, il Recoba veneziano, la premiata ditta. Hazard riceve in posizione interessante. Siamo sontuosi, ragazzi. Recoba. La gioca in profondità. Sturridge, come si presenta Sturridge? Vediamo. Ecco, benissimo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Sì, mamma, c'è un Recoba disarmante. Vai Sturridge, con la maglia bianca però, siamo bellissimi. Vai Crondelli, buona squadra, comunque squadra esperta, di gente che sicuramente può dominare la Serie B, infatti siamo solo, non siamo messi benissimo, siamo primi, ma i punti con Livorno non è proprio il massimo. Grande Mikel, madonna Obi. Zucco. Abate. Zucco. Peccato. Bisogna fare un bel filotto, cercare di distanziare il Livorno. Questo è l'obiettivo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Scatta verso il però per la Serie A servono più soldi per gli ingaggi. Bravo Vivia, bravo. Modulo di gran carriera se ne va. Pallone lungo in verticale. Il debutto di Sturridge mi sta gasando. Mamma mia. No. Si riparte dalle braccia del portiere. Vai Viviano. Camporese. Mikel. Crondelli. Recoba. Veneziano, dai Sturridge. Vai Sturridge. Vai Sturridge. Ah, peccato, Sturridge la sbaglia, comunque sfiga, dai, Poretto. Bene, ci siamo, però la squadra la vedo presente. Se giochiamo così presto potremo cantare cene, andiamo in Serie A. Bella apertura. Cerchiamo di non goffare, grazie. Bravo Modulo. Hanno già riconquistato palla. C'è la palla. Tanto ringrazio i 27 presenti, grazie ragazzi. Recoba. Crondelli. Sturridge. Veneziano un po' lento. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Abbiamo ancora delusione di mondiali impossibili, ma vabbè, pazienza. Attenzione, colpisce. Mamma Vivia. Mamma Vivia. È la difesa, Fiori, veramente. Con il lancio lungo. Gioca con un pallone lungo. Mamma mia, Sturridge per il Cume. Mescina del Cume ma centrale. Mamma mia. Bel tiro ma centrale. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione. Ma Sturridge si sta svegliando. Palla in avanti verso il compagno. Qui cerca il tiro. Palo. Mamma mia che bava qua. Sei andata bene, però vedi bene in attacco ma disastroso in difesa. Avrebbe potuto impegnare il portiere. Bisogna fare il 2-0, Pericolosa sta partita. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Recoba. Nello scontro di forza. Fallo netto, nessuna esitazione da parte. Dai in mezzo per Veneziano. Niente. Mikel che poteva regalarci un sogno e non ce l'ha regalato. Ha un grande senso del gol. Ha visto l'opportunità. No, non dire così, Curti. Mi serve proprio sì. A sto punto prendiamo Naldo, ragazzi, anche se è lento. Attenzione ancora. Sturridge, Venezia. Perché di sinistra? Spero per di sinistra, perché sennò veramente è inguardabile. Quanto ne sprechiamo.
Spero compriamo Ronaldo, saranno per certamente tutti i coglioni. soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. Veneziano, Starridge, 1-0 a termine questa Starridge, prima ah frazione. peccato. Vedremo Però se Starridge ci mi sta sarà margine piacendo, di recupero nella ripresa. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Crondelli, Alvaro Recoba, L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in Zucco, mezzo. Recobino, Veneziano, ah niente, stiamo giocando un po' troppo leziosi, però Abate, Abate di tacco, mamma mia Abate, dai cross per Vene, cross per Vene, bello. Arriva sulla Ah, palla e interrompe l'azione. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per Crondelli. i centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Scodella in avanti. no Un che bel buco, pallone mamma colpito. mia. Posizione irregolare però. Ecco un vola, ma sicuramente non abbiamo i soldi, Fioi, non ci sono soldi. Dai Abate, corri, che roba che sai fare. C'è il lancio lungo. La difesa è invalicabile oggi. Gioca la palla. Mamma mia, fallaccio di Recoba. Contropiede. A sinistra con il passaggio. Brutto buco, stiamo È libero di rischiando. creare pericolo. Prova il cross in aria. Aia, aia, aia. Fuori di poco, Mamma sfortunato qui. mia. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. No, La difesa non si fa Fare dei sorprendere cambi. e spazza. Molinaro è morto. E anche Abate. Prossimo anno Terzini anche. Si riparte con un fallo laterale. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Sì, Rasmussen bisogna capire se abbiamo i soldi per gli ingaggi, però perché Tenta l'affondo non ce li sulla abbiamo. destra. Buona la sua progressione. Scodella il cross. Bell'intervento difensivo. Recobino per Crondelli. Questo che devono fare? Devono insistere. E in questo momento Zucco. devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Veneziano lancia Starridge. Ancora il Cume, lento purtroppo. Comunque ho posto gli allenamenti, adesso il Cume lo sto allenando bene in velocità. Perché è Ci troppo mette il lento. fisico Vai e campo. conquista il pallone. Scodella in avanti. No, ma che roba è? Partita bizzarra. Starridge. Non sarà per niente contento. Bello. Guarda che i giocatori nostri sono quelli bianchi, Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lo Vai, hanno modulo. marcato molto bene, non si è potuto liberare. Zucco. Veneziano. Per Zuccolini. Vai Zucco. Riceve in ottima Vai posizione. Zucco. Di testa! Ma non ci voglio credere. Gli lega la gioia del gol, che parata! C'è bisogno di soldi, ragazzi. Siamo in crisi. Si è fatto superare. Alvaro Recoba. Mikel! Mamma Mikel! No, no, il gol di Mikel. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ma cosa fai, man? Veneziano. Starridge. Vicinissimi al gol del 2-0. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Devo stare attenti, raga, perché basta una cagata. Bravi, vai Zucco. Non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi. Fallo, fallo. C'è fallo. Vai Mikel. Ci prova. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. I tifosi del Cosenza applaudono lo squadrone veneziano che però non riesce a fare il secondo gol. Palla Bravo filtrata da Starridge. E passa. Buono. Buono. Recobino. Recobino di destro. Palo. Mamma quanti pali sta partita. Felicioli. Pallone dentro. Che sfiga, oh. Mamma mia. Passaggio sulla destra.
No, non la beffa. Non la beffa. C'è la palla lunga in avanti. Letteralmente Ma affondata porca nella troia, ma posizione. perché? È un momento Ma cruciale per perché? entrambe le Ma squadre. perché? Ma perché? Che regalo. Non sbaglia, Fanculo. fortissimo, nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. Ha Eccomi, spiazzato il ecco, portiere. bello sto Ottimo passaggio. rigore. Zio povero. Due Situazione punti di parità, buttati, perfetta. evviva, come al E siamo solito. ormai nel finale di gara. Ha spazio sulla fascia. Ma me lo sentivo che sta partita andava a finire male. No, no, addirittura sconfitta. Per attacco, mamma mia. Siamo in pieno recupero, non manca molto la fine. Incredibile, c'è chi gode. E no, niente, è finito fuori gioco. Ciao Michelotto, no, non è, no, è rigore netto. Siamo coglioni noi. Ai ai ai, Completa gli due sgoccioli. punti Questa potrebbe persi. essere l'ultima azione. Prova con la palla lunga. Male, proprio È un tutto. brutto L'arbitro dice che pareggio. può bastare e fischia la fine della Siamo gara. partiti Si chiude in benissimo, ma parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. male, molto Forse la male. gara Se è stata Livorno fuori vince, concorrenza. va avanti di 2 punti. Porca troia. Livorno vince, ovviamente. Scendiamo, mamma mia, classifica cortissima. Zincar. Vai, peccato veramente. Zio Ken. Non possiamo prenderlo. Che palle, oh, però, madonna. Vediamo Naldo. Ah, sì, magari non così. Ma perché non mi si cancella? Ma puttana miseria. Sono incazzato perché è veramente un pareggio regalato. Sì, ciao. Che bello. Penso che rimarremo così, ragazzi. Oh, si va ad Empoli. Veneziano, però. Deve andare un po' di riposo a Veneziano. Vai. Tudo. Ci avete rotto il cazzo. Dai, Tudo. Se no veramente non ti nomino più da adesso in poi. Salve e benvenuti amici. Vi parlo da un luogo dove si respira e si vive calcio Al da Carlo oltre 30 anni Castellani, sta ragazzi, dopo un facendo il pareggio milionario. veramente beffardo. Qui il calcio è molto più che uno sport. È un caleidoscopio di emozioni, passioni e colori. Oggi però il colore dominante a far da sfondo a questo evento per la Sì, verità sono è le il nuvole di grigio delle merda, va nuvole. bene, ho capito. Vedremo se porteranno pioggia. Se lo faranno, il risultato di questo incontro potrebbe diventare ancora più imprevedibile di quanto non sia già. Questo è un palcoscenico Vabbè, veramente altri passi impressionante facili non dove possiamo avremo da permetterceli assistere a se uno vogliamo spettacolo vincere, eh. indimenticabile. Vai, Rec. Vai, Rec. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Bello. E questa partita segna il giro di boa della stagione. Siamo esattamente infatti a metà campionato. Ciciretti. Vada, Attenzione. vada, 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 vada. Mamma. Sta attraversando un buon periodo dal punto di vista delle Edigno, bello, ma sta a reggio di fisico, però cazzo, cioè, insomma, sei proprio una minchiona. Non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Bravo Campo. Un po' un azzardo mettere Digno, però d'altronde Veneziano non può neanche giocarle tutte. Ciciretti.
L'Empoli ha offerto un'ottima prestazione nell'ultimo incontro, soprattutto dal punto di vista tattico. Non me ne frega Sicuro non ha niente. avuto paura. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Occhio. E va a colpire di testa. Bellissimo tiro di testa. Qua veramente abbiamo dormito. Dormita generale. Cross arriva dalla tre quarti, per la difesa è molto complicato se viene effettuato con questa precisione e con questa velocità. Ciretti, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Vai Crondelli. Vai Obi. Obi avanza. Ma madonna, è Digno. Qua devo dare ragione ad Agi, però è veramente Digno. L'abbiamo preso per la velocità, ma non c'è una cosa positiva in quest'uomo. Mamma mia. Ciao Danilo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si libera la grande. E Digno è la cosa più indegna del pianeta. C'è il cross. Occasione da rete. Mamma mia. Contropiede troppo lento, Sì, Curti. non hanno saputo concretizzare. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Sveglia sì, raga, veramente, perché squadra un po' sottotono. Auto assist, Sturridge. Sturridge! Bello. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Hanno avuto Vai un'occasione Curti, di quanto me lo concretizzare godo e ci hanno Curti. provato così. Forse Appena meglio entrato contenersi un po' di più. nello zoccolo e sicuramente La loro manovra offensiva punta tutto sul cross in area. dà più grinta di È una altri strategia personaggi, efficace, quanto ma credo bizzarri. dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali quando cerchi il gol. Va. Cioè, ma io dico, ma che cazzo di difesa ho? Ma che cazzo di difesa? Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Mancuso, grazie a questo centro, ha totalizzato la sesta rete stagionale. Mamma mia, che squadra imballata. Che E il squadra risultato si imballata. sconta 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta. Vai Sturridge, ti prego, segnalo. E Brignoli salva i suoi. Molinaro. Vai Moli. Eccola, con questo Bravo. gol. Ah, il Moli, vabbè, ha fatto anche troppo. Ciretti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La gioca in profondità. Scatta verso il pallone. L'arbitro del Incredibile. credo sia fuori gioco. Dobbiamo svegliarci, però. No, ma che cazzo è? Vai Recobino. Ennesima palla recuperata. Niente ragazzi, l'Empoli la difesa con Baresi, Maldini, Tassotti, Costa Curta. Non lo so. C'è un'opportunità. Sturridge. Intervento a liberare. Mamma Sono mia. finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. Ci auguriamo che il secondo ci possa... Non merito di perdere, però perdo, quindi alla fine quello che conta è questo. 5 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Sì, oggi disastro E veramente. dall'arbitro, inizia il secondo tempo. Dai Cume, appena entrato il Cume vuole subito dimostrare In svantaggio, non che devi è fondamentale. innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. Calcio di punizione per l'Empoli. Ma che cazzo? Brutto l'intervento, adesso è inevitabile. No, vabbè, ammonito dopo un secondo per un fallo inesistente. Va bene. Nicolau. Henderson.
Vai Abate, vai Ha Recobino. spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Quando la squadra ste giornate non ci sono santi, veramente. Henderson. L'avversario ha avuto la meglio. Mikel. Un'altra azione in copertura. Che disastro. Henderson. Gazzola. Gazzola. Vai Crondelli, dai! Sturridge. Vai Starridge. Lotta No, per vabbè, l'equilibrio. Cume, madonna, c'hai Mancuso. Mamma mia. Ottima la Nel pressione primo posto si difensiva. allontana parecchio se perdiamo, E passa. Ciretti di forza. Zuccolini. Niente, non riusciamo a prendere palla. Prontamente sanzionato dall'arbitro. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza dimostrerà il cartellino. Fate L'arbitro l'ha morire, guardato e gli ha cazzo. fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E guarda che la palla è quella bianca, possiamo... E Ma quindi porca troia, basta! continuazione. Mamma mia! E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe Non prendere in mano toccatemi la Curti. situazione con più polso adesso. Traversone basso. Ok, dopo E il 10 portiere anni fa riprendiamo subito palla, il evviva! Vai Recoba. Rec. Vabbè, non c'è nessuno Lungo smarcato, non passaggio so in cosa avanti. fare, veramente. Cioè, Ha provato l'azione individuale senza successo però. non so perché devono fare queste partite, Prova a sinceramente. Cioè. verticalizzare. Guarda. Bastava Ciretti. vincere l'altra, che era vinta praticamente. E tra virgolette se sconfitta era meno pesante, invece no, devo pareggiare questa e perdere male questa. Che bello. Tutto L'errore del match meraviglioso. è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Recoba, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Prova Sturridge. Fallo, va bene in porta, Abate. Ti Sì. prego Aba, ti prego Aba. E Brignoli salva Era dura solo. pretendere 2 gol da Abate in È una stagione. grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Camporese, Maffione. Passaggio Guarda, intercettato. cioè sempre la persona sbagliata arriva. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. 80esimo, almeno un punto, cazzo. Non riesce a mantenere il possesso. Vai Modulo, bravo Alcuni Modulo. soggetti saranno Modulo per sfruttati da questi Veneziano. marcatori organizzati. Veneziano, Prova il tiro! Tiro davvero da No, dimenticare. vabbè, che cazzo Hanno devo sfruttato fare? benissimo il varco Mamma centrale, mia. procurandosi una grande occasione. L'Empoli decide per un'altra sostituzione. In effetti non ne aveva più. Cosa posso fare se i miei L'allenatore ha giocatori fatto bene a tirano farlo uscire così? dal campo. Cinque giri di lancette al triplice fischio. Sono scioccato. Difesa molto Scioccato da distante in questo Veneziano, ha pallone. fatto un tiro. Non Ma possono no, ma per permettersi di perdere la piacere! concentrazione così. Dammi un'ultima chance. Niente. Da fare. C'è spazio, occhio! Recoba. Sconfitta orrenda, ho sprecato ancora Possiamo tanto. lasciare dei punti agli Non ho giocato avversari. bene, però insomma. Troppi errori. Alla Boh. fine, questo Boh. Veramente disastro, sono veramente 31, andiamo a meno 4 dal Perugia con tante squadre davanti, tutto da rifare. Tutto da rifare.
Almeno almeno prendiamo il difensore. Speriamo di migliorare un po' la difesa adesso, perché è veramente disastrosa. Ah, non è ancora arrivato. Tutto in trasferta, che spazio, ma ne giochiamo uno in casa, grazie. Mamma mia, sono proprio tristissimo, ragazzi. Che inizio di merda. Non toccatemi il piccolo Amedeo, sono in crisi, supportatemi, cazzo, sempre che parlate di stronzate, a parte qualcuno bravo. Cioè, ha fatto un punto in 2 partite giocando un calcio bailato al contrario. Vai. Un caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da casa. C'è ancora incertezza nell'area riguardo alle condizioni meteo. Sì, ho preso Starridge, la classifica è meglio non guardarla, perché eravamo primi, un punto in 2 partite e crollo. Certo, quelle nuvole minacciose all'orizzonte. Basta con queste nuvole minacciose che porti sfiga, rimbambitale che lo prendiamo. Niente, fioi. Mamma mia, che imbarcata che stiamo prendendo, raga. Ciao Federico. Mamma, bello, raga, che palla, vai, cazzo. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Ma la crisi nerissima in questo inizio di video. Crisi nerissima, nerissima, nerissima proprio. Cerca l'uomo là davanti. La butta via. Mamma, le nuvole minacciose, ho visto. 3 volte l'ha detto, 3 volte. Facciamo cagare. C'è fallo. Beh, fallo, beh, sicuramente. Beh, fallo contro di me? Giusto. No, ma un cazzo dalla nostra parte. Cioè, stiamo facendo cagare i morti. Non ma che serie A se continuiamo così? Avanzare l'azione con il lancio lungo. No, ma che. No, vabbè, Fioi, ma c'è ho lo joystick rotto, non so più cosa dire. E tutto. Ma la giornata è cominciata male col mondiale. Riceve in ottima posizione. Veneziano fa una bella cosa, dopo fa una stronzata. Bene. No, ma tutto positivo, raga. Beretta. Moli. Recobino. Tutti quanti i giocatori avversari diventano Maradona. Il Venezia sta cercando di non peggiorare le cose. Concedere un altro gol sarebbe un disastro. Io vorrei toccare palla magari. Prova il passaggio lungo, la giocata però non riesce. Recoba. O la squadra è veramente stanca. Sì, ma Starridge se 1-2 vai avanti però, cioè, non puoi passarmi da palla e star fermo, se no che cazzo facciamo 1-2? L'uno cazzo? Cioè, boh. Abate. Mamma mia, qua cominciano. Il duello fisico e fa sul pallone. Tutti sbagliano. Michel. Non so, perché ogni tanto arrivano questi momenti. Una situazione che si faceva molto ma Fioi, ma cioè. Palla intercettata, il passaggio non era preciso. Riceve il passaggio. Bravo, dai Starridge. Ma dai però, ma ce le stiamo mangiando tutte. Oh, ma che fa? Allontana il pallone. Non si fa cogliere impreparato in Niente da fare. azione avversaria. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova il filtrante. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Difesa energica e decisa. Che bello. Beretta si fa vedere per ricevere. Beretta, Salamini, Beretta, niente pelle, solo pene. Beretta
Vara, 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 vara. Chance per tirare. Peccato perché Ce ne andiamo in Serie C. interessante. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande Chiudo. precisione e visione di gioco. Se la ribalto viene messo in time out, va bene. Si provo. Si fa trovare sulla traiettoria. Anche se hai scelto veramente un momento dove la squadra non mi risponde in nessun comando, quindi è un po' vincere facile per te Tudo, ma d'altronde tu solo così sai vincere. Interessante. Dai ragazzi, carichiamoci. Zuccolini. Mamma mia, mamma mia. Cercano l'azione veloce. La vedo bruttina, raga, la vedo Abate e bruttina. conquista la palla. Prova la giocata nello spazio. Dai, sta, madonna, madonna. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così. Il Tudo come la bevanda energetica, sì, non mi sembra tanto, Provare vero? di emozioni nonostante ci sia un solo gol alle effetto. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria. No, manca specialmente tutto, nel reparto manca. offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Veneziano! Prova la conclusione. Niente da fare. Si esprime in un buon intervento. Una bella parata che risponde a una Va buona bene Tudo, ma conclusione. tanto qua non segno neanche a porta vuota. Dai, svegliamoci! Obi! Colpo di testa. Niente, no, che non hai neanche Obi, la Starridge. Vicino e però non ha trovato la porta. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Santos, sarà anche libertabile, ma facciamo cagare i morti. Prova Starridge. Il portiere la calcia lontano. Vai, Rec. Recoba. Zuccolini. Dai, sveglia. Prova Starridge. Niente, non sbaglio. Attenzione! Non ci credo, ma non ci credo. Speravo nel colpo di culo. Ha tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Fuori gioco, Dio. L'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. L'estremo difensore la calcia lunga. Prova a verticalizzare. Niente, il Starridge Tudo. cerca pallone Il Tudo filtrante, può ma c'è il godersela. gol della difesa. Buona l'intenzione Utopia, di almeno Sara. anche Ha pareggiare in fatto questo bene, e momento. Per gli avversari non è stato difficile. Guarda che roba. Starridge. Bravo Zucco, per Abate. Intervento al limite. Bello Abate, ma mi è bravo. sembrato regolare. Bravo Abate, bravo. Il Venezia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Ai ai ai. C'è la palla lunga in avanti. Ottimo intervento. Proprio sono Ha visto sfiduciato ai il pericolo massimi. Un dell'uscita tiro al primo dell'avversario. minuto, basta. Cioè, ma se io però la devo dare a Recoba, perché la passa davanti? Cioè, io ho capito essere fuori forma, però se io ti dico una cosa, cerca di fare quella cosa, porca troia, cioè, nel senso, non è difficile la trotta, ma guarda che roba! No, vabbè, ma che sport, cioè, ma veramente. Poi dico, ma puttana miseria, ma siamo una squadra o siamo dei rimbambiti cronici? Ma no, è Cerca impressionante, di pescare il compagno col filtrante. Sto mercato in realtà mi ha portato forse, non so, a vendere i giocatori anche in riserve, hanno incoglionito la squadra, non capisco. Decidono di giocarla all'indietro. Scodella in avanti. Guarda, anche Ottima Mikel non le pressione prende sua. più. Palla recuperata. Prova a cambiare la situazione con una giocata. Veneziano per Starridge, bellissima questa. Ti prego, Star. No, vabbè, cioè, ma cosa cazzo devo fare per segnare? Per allontanare il pericolo.
No, cioè impressionante. No, mi sta nervosendo. Poi chiudo tutto e vado a giocare a Giulia che passione. Elegante. Bel tiro. Ma va a fare in culo, La stronzo di conclusione sul merda. fondo. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. 80°. Ormai il sogno tudo ad archiviare. Tocco morbido. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ma cioè, un punto in 3 partite. Può Cioè. provare. Milano dice di no. Vicinissimo al gol del 2-0. Intervento strepitoso. Subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione. Gravillon. C'è la palla lunga in avanti. Guarda, Mikel non ne prende più una. Ma no ragazzi, è che la promozione è a rischio se continuiamo così, Lungo passaggio in avanti. Anche la promozione è a rischio. Beretta. Lotta a perdere l'equilibrio. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Dai, qua, ma col pareggio, Tiene la palla in madonna. avanti. Scodelle. Ma dai, ma no! Ma no, ma dai. Non hanno molto da Al terzo minuto un tiro. Un tiro, Dio Cristo del... Dio Cristo. No, non guardo neanche la classifica perché bestemmio. Vabbè, allora siamo più tranquilli adesso. No, no, ma siamo fortunati. Ah, tutti fuori forma, tutti mongoli proprio. Guarda, Crondelli è morto, la morte di Deli. Torniamo in casa, speriamo bene. Venete Salernitana, sfida del 97-98, bellissimo. Crollo comediano, eh sì. Buon pomeriggio, è il vostro Fabio Chiaressi. Torniamo a Sant'Elena con uno striscione con scritto: minuto per minuto. L'incontro di ragazzi, tutte le carte dove cazzo in state? Ma perché sì, veramente Peccato solo che il non... tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di più. Colpisce verso la porta. Niente da fare, non Palla segno neanche per allontanata senza sbaglio troppi ormai. complimenti. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Non ho soldi per Pato, ingaggi. Tocca verso il centro. Para con grande sicurezza. Zucco. Filippo Curcio. Vediamo sto Rasmussen che cosa combina. Iniziato verso la fascia. Scatta verso il pallone. Cerca il numero. Da lì può crossare. A botte, grande a botte. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. La palla viene rigiocata verso l'interno. Non buono. Bravo, dai Aramu, bravo Aramu. Veneziano, Veneziano. Ah, ma non dovevo... Ma... Sì, io però dico di passarla da una parte. Devi passarmela in quella parte. La squadra non è tranquilla, c'è poco da fare. Hanno già riconquistato palla. Cerca l'uomo là davanti. Calaiò. Non si fa La squadra non è tranquilla.
Da lì può segnare. La mette in mezzo. Cerca il tiro. Zucco. Mikel. Dai, Mikel, altro che Mikel. Prova a Starridge. Starridge. Stare. Il portiere Cioè si ragazzi, ma trova. che cazzo devo fare per segnare? Vai. Va bene. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Va bene, un bel venerdì sera in compagnia di Guy che si fa le pippe pensando da me. Ottima Questa è l'unica cosa che posso Palla dire. recuperata. Pronto al tiro. Buca a rete. Ed è il primo gol della gara. Che La bello. difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio. Che e a bello. insaccare. Ha preso Al benissimo primo posizione e tiro. ha sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Si riparte dall'1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Felipe Curcio prova a verticalizzare. Riceve un Guarda, va Rabat, va Rabat. Grande intervento, vale come un gol. Ragazzi, c'è che dire, se perdiamo anche questa, addio Serie Lungo A. passaggio in So, avanti. se vogliamo buttare via tutto per un cazzo di Scodella in avanti. di momento, cioè, boh, non lo so sinceramente, perché va, che roba, ma cioè, Felipe Curcio decidono di giocarla all'indietro. Prova a giocarla in profondità. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Recoba prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. sì, no, però cioè, veramente mi sto stufando, perché non è possibile che sbagliano sti passaggi. Verosinski Scusatemi ragazzi, però lancia il c'è un pallone in limite. avanti. Dunque rimessa laterale. Ciao Goccioni. Non c'era spazio. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Vede la porta. Occhio al tiro. Fuori chiaramente. Finisce così il primo tempo. Dio Cristo. Hanno fallito quest'ultimo Va opportunità. bene. Altrimenti parleremo di tutt'altro risultato. Ma la storia non si Va fa benissimo, così, va come si suol benissimo, dire. va benissimo. Devo perderle Hanno giocato così. complessivamente bene, Sono ma tranquillo, sono mancati giocando in fase bene, di ma iniziativa. Sono sicuro non entra che nel niente, loro secondo fanno un tiro, tempo faranno di segnano. tutto per recuperare. Partiti. Siamo già nella seconda frazione di gioco. Va Il bene, Venezia Zuccolini. ha ancora un tempo davanti, nulla è Tutti perduto, scandalosi ma sono deve diventati, assolutamente improvvisamente. affrontare questo secondo Vuole tirare. Mikel. Sembrano avere eretto un muro in difesa. Concioli. Allora ragazzi, abbiamo 10 secondi per fare 10 gol. Abate allarga il gioco sulle fasce. Scatta verso il pallone. Porca Prova a giocare troia di nello merda. spazio, ma non riesce. Starridge. Tanto lo sbaglia il porco Diaz di passaggio. Un giocatore Mamma sempre mia, pericoloso in oh. area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di Veneziano, squadra. altro coglione. No, posso stare qua avanti anche 10 ore, non cambia Chini niente. alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Sembra che si trovi davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Cominciano i primi fischi, chiaramente, è giusto così, perché Chini cerca il pallone nonostante la filtrante, sfiga c'è comunque non è recupero della possibile che non L'idea del segniamo, passaggio cioè, era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. no, non mi va niente, Dio Cristo, Madonna, voglio andare a casa, voglio andare via. difesa. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Cerca il compagno libero. Dai, Mikel. Ma non era per Aramu! Ma no, vabbè, no, basta! Ma basta, dai Aramu! Cerca il compagno. Bello, no, ma stupendo. Il Venezia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così.
Stiamo rischiando un tracollo di proporzioni bibliche. Sta Ma per... Dio povero, ma se la passo a Veneziano, perché la dai a destra, a sinistra? C'è la palla lunga in avanti. Ma perché? Ma perché devi spiegarmelo il perché? Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Ancora, ma porco Prova a Diaz, cambiare la porco situazione con Diaz. una giocata in avanti. No vabbè, Fiori, cioè, ma che sporo. Decide di sfruttare la fascia. Tira fuori Fernando. Ottimo dribbling. Ecco il tiro. Sì, bravo, ti Maradona. Vicinissimo al gol del 2-0. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Che la puttana di tua nonna, bella e simpaticona. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Recoba. Riceve la palla. Mamma. Allontana il pallone. Si sta mettendo davvero male per loro adesso. Beh, l'importante è che... Oh, ma sempre a quello marcato. Occasione. Sono rotti i coglioni, mi sono rotti i coglioni. Non una situazione facile. Bravo perché Veneziano, ha voluto ammazzalo, commettere ammazzalo quel fallo. bastardo. Intervento. Adesso è inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Il portiere la calcia lontano. Niente, il mercato ha distrutto la squadra, in realtà Insomma, non ho fatto niente di due che, motivi ma la partita non ce so, l'hanno fatta. non so più cosa dire sinceramente. Recoba. Recoba per Passaggio Veneziano, davanti tanto la allo spazio. sbaglia, tanto la Attenzione sbaglia. al tiro. Manco male, Sì, manco male, manco male. Il pareggio quando tutto sembrava perduto. Era Almeno un difficile, pareggio, il serve a un tiro cazzo, perfetto. ma Ha impattato il pallone alla grande. serve a niente, almeno non fa morale. Non sarebbe mai potuto arrivare. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Troppo tardi è Sulla arrivato. fascia, in profondità. Scatta verso il pallone. Chiaramente calcio Cross tirato dal d'angolo. difensore, sarà calcio d'angolo. Chiaramente non possiamo fare ultimazione perché il porco zio di gioco deve farlo segnare adesso. Ma no, i numeri no, no vabbè, cioè Veroniche. Dagli sgoccioli. Questa potrebbe essere l'ultima azione. No, ma pur di non farmi fare l'ultima... Ma porco Diaz, dai, ma vaffanculo, va. Cristo del Dio. Fischia la fine della gara. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida Ma spettacolare e vaffanculo. molto equilibrata. Ma vaffanculo. Io ormai siamo in crisi nera. Anche veramente non guardo la classifica perché non ho voglia. Ma non ho voglia, ma non per i coglioni, gioco di merda. Ciao Emanuele. Benevento, vai che prendiamo altre bombe. Non lo so Antonio, molto poco se continua così. Ma scusa un attimo, ma... Ah, sempre quello là, pochi acquisti, però come volevo, che non voglio tanti stravolgimenti. Sto che è alto. Guarda, chi se ne frega, mettiamo i due centrali che salgono per i calci d'angolo, me ne sbatto i coglioni. Vabbè, adesso ho solo un miracolo, la promozione è ancora possibile ovviamente, ma per il primo posto ci vuole proprio un miracolo, 10 vittorie di fila e forse non bastano. Cioè. Dai, andiamo così tanto. Sì, meno 7 in 3 partite, è pazzesco. 7 punti in 3 partite ho perso. Il sole bacia i belli, dice il Oh Dio santo! Non so se noi siamo Tanto belli. ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore.
Benvenuti a tutti da Fabio Cadesso e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Bravo Caressa, bravo. Sempre un Questo grande. è un Sei. palcoscenico veramente impressionante, Però, preparandoci ad assistere a un mamma fischio deciso mia. dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Abate, No, ma che problema col joystick allora, perché libera al momento non è giusto. possibile. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Zucculini. Ottimo il fraseggio. Cross di Abate. Bene. decide di non rischiare. Ora è cominciata la live dopo un Si minuto, tratta di rimessa Recoba laterale Eurogol, qui. cioè. Recoba. Palla Sturridge, Sturridge. ma porca miseria, uno in porta. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Adesso comincia la solita solfa. Palla di nuovo verso il centro. Noi dominiamo e loro Mette il vincono. fisico e conquista il pallone. Prova la giocata di misura. Intercetta e sbroglia No, una ma situazione che si faceva molto cioè, io non pericolosa. capisco com'è possibile che ogni volta Rete mai. cioè, si fa rimontare Sturridge. Boh. Prova immediatamente Do a not battere. capisco proprio, in un inglese perfetto. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Dai, Veneziano. Se anche Palla in Veneziano avanti, perde di verso fisico, compagno. allora è finita. Rete mai. Il Benevento deve affrontare molti impegni ravvicinati in questo periodo. Sì, e questo ovviamente aumenta il rischio di infortuni o affaticamenti per i giocatori. L'allenatore dovrebbe considerare il turnover. Il Benevento al calcio di punizione. Sì, può essere, E Simone. direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Dai, che adesso tra poco arriva il gol, eccolo. Foul! Mamma mia. Il Benevento al calcio di punizione. Punizione. Ma dico. E il gioco sta No, diventando va un bene, po' troppo no, vabbè, maschio. Fioi, ma che cazzo di L'arbitro punizione? dovrebbe Ha riprendere ammonito in mano anche. la situazione con più polso. Incredibile! Una giocata perfetta! E No, aspettare vabbè, il ragazzi. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Addio, Serie A. grado in questo Punizione gol, che non ho ha portato capito la squadra proprio. stagionale a 7 reti. 1-0 dunque. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Il Benevento ha difeso con forza il proprio allenatore dalle critiche piovutigli addosso negli ultimi giorni. Io credo che le critiche che sono state rivolte all'allenatore siano... Oggi era meglio non fare la live dopo i mondiali, ho sbagliato L'impostazione proprio che ha dato alla difesa sbagliato ha in lasciato la squadra pieno. scoperta Sto per buttando buon via una tratto della stagione, partita. solo rifarmi una Soprattutto Serie non è B stato capace di cambiare la sua per colpa di una tattica in cazzo di corsa. serata. Non capisco proprio. Zucculini. Adesso siamo in Di forza. 36, grazie a tutti, ma Bello è uno anticipo, scempio pericolo sventato. ste partite, è uno scempio. Pallone lungo in verticale. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Maggio. Giugno e luglio. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. Rosso, dagli il rosso. Michel commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Maggio. Occhio al tiro. Molinaro. Recoba è il giocatore che riceve più passaggi in questa squadra, la maggior parte delle azioni passano per i suoi piedi. Il portiere la spedisce su. Non so più come insultare Sturridge. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vediamo se riesce a fare un gol sto uomo.
Prima o poi ne farà Può uno. segnare. Attenzione al tiro. Bello. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene. Sì, sì, il salvataggio automatico. E io, raga, non so più cosa fare. Cioè, prendo gol ogni volta al primo tempo e non so più, riesco più a recuperare. C'è un Cazzo fallo posso in fare? avanti. Difesa No, ancora vabbè. decisiva. Prova a sfondare centralmente. Ma che roba è? Recoba. L'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così. Sì, veramente. Oh, ma è partito bene, solo che, boh, ma tutta la live era partita bene, un gol subito da fenomeno, tutto bene, e dopo con quel rigore là, secondo me è cambiato Possono tutto. fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi Adesso veramente devo prendere gettare dalle il cuore smanie oltre rimontate. l'ostacolo, perché Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Recoba andrà a cercare i saltatori Dai, di Rec. rigore. Incornata! che punizione Una di buona merda. iniziativa, Oh. ma non è bastata. Recoba. Primo posto buttato così, andiamo a meno Davvero 10 una bella serie andiamo. di passaggi questa. Palla filtrante per Starway. Starway e gol, chiude la porta. Che parata! Cerca non un intervento di routine. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Bello. Perfetto. Ciao Rocco Barocco, ciao grande. Sbattono ancora contro la difesa. Tentativo in avanti, lungo. Sogno, Parecchie primo posto attenzioni, finito. chiamiamole così, speciali Sicuramente per gli attaccanti oggi. promozione Se devi scegliere qualcuno da marcare, molto direi a che rischio. l'uomo che smista i palloni è la persona giusta. Se non gli permetti di gestire palla, hai risolto la metà dei tuoi problemi. Allora, anche rimessa per loro, Dio l'amore. Ancora, perché io da quella sera non ho fatto Ci più prova. l'amore senza Gaiman. Michel. Ma dai, Digno è sicuramente meglio di quella merda. Guarda, proviamo Vacca, guarda, provo Vacca. Adesso. Sì, Lancia sì, il obiettivo pallone in avanti. playoff, sì, sì. Bell'intervento difensivo. Proprio stufo sono, perché un conto è perdere, un Decide di conto è proprio sfruttare vedere la che le fascia. partite sono tutte indirizzate così adesso, cioè... C'è il cross. Passaggio intercettato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Opportunità di ripartire. La mette in avanti. E no, niente, è finito in fuorigioco. Che delusione, madonna. Che... Beh, Sturridge però cazzo in B deve fare la Recupera nel possesso differenza, del però pallone. Occasione dai. da rete. Mamma mia. Palo! Ma più nessuno gioca bene. Cioè, cioè, me lo spiegate voi perché succedono queste cose? Movimento senza palla. Lungo passaggio in Cioè, avanti. io non posso più fare un passaggio, non posso più fare un'azione bella. Abbiamo fatto cose strepitose, primo posto. Cioè, non comprendo perché giocare così adesso. Cioè, mi sto veramente stufando. Schiattarella. Maggio. C'è il lancio lungo. Coda! Mi mancava solo di prendere gol così. Ci ha provato in acrobazia. Probabilmente non poteva fare di meglio. Queste giocate difficilmente riescono. Mostrano un buon controllo del gioco. Lancia il compagno nello spazio. E trova il compagno. Firenze la mette in mezzo. Bello. Ah, no, stupendo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. A questo punto del match Non so cosa possono dire, restare Fiore. nella loro metà campo. Devono Non so proporsi in avanti, veramente che pur dire. senza sbilanciarsi troppo.
Scodella in avanti. La difesa adesso sta lavorando. E ormai il con mercato è finito. Cerca l'uomo là davanti. Va bene. Posso Boh. capire che la situazione non sia delle migliori, ma certo devono trovare la forza di reagire in qualche modo. Altrimenti tutto è perduto. Beh, l'importante è... Subisce fallo, guadagna calci di punizione. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Che bello, perderne un'altra. Il Benevento riprende subito il possesso della sfera. Schiattarella. Provano a partire in velocità. Opta per il lancio lungo. Riceve il passaggio. Prova a tirare. Conclusione sul fondo. Mamma mia, da primi a meno 10. Va bene. Il Benevento al calcio di punizione. Il giallo sembra la risposta adeguata, e infatti è così. Ora sono 4-4. I giocatori finiti sul taccuino dell'arbitro per questa Ora sto zitto che è meglio perché lancio lungo del veramente. portiere. Gioca una palla lunga. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Bello, grazie gioco, grazie per aver rovinato una bellissima stagione. Grazie veramente. Nono posto, 10 punti di svantaggio. 2 punti in 10 partite ho fatto. Venezia e Livorno. Se ripartirà qua a riscatto. Ah, perché sono in forma? Disastro assoluto. Come rovinare una stagione meravigliosa. Lo zoccolo non è ancora il momento. Ma poi sarà diverso lo zoccolo. Creerò dei giocatori, ma saranno liberi e vedremo la loro carriera e dopo li compreremo, chissà. Cioè, sarà tutto un po' diverso, raga, ma non voglio spoilerare Benvenuti a chi troppo. ci segue da casa, i preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono al completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una Non ne serata va di grandi una. emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Che complesso magnifico. È sicuramente Giancarlo, un sarà anche come valore dici aggiunto alla te, ricerca però del vedo dopo la suo squadra primo messa risultato. tanto male. Sono troppo indietro. La partita è già cominciata. Cioè, in 4 partite ho perso 10 Culini punti, cioè cosa mai vista, sinceramente. cerca di pescare il compagno col filtrante. Ora Ricoba. Tocco preciso. C'è spazio per calciare. Occhio al tiro. Sì, ha rotto lo spogliatoio, sì, sta a Reggio. Spazza. Pallone lungo. E dopo c'è il buco. Marsura. Si libera la grande. Non può sbagliare. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Guarda il tiro, occasione da rete. La palla supera la linea di porta. Eccolo il gol. Yuhu. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire Allora, l'azione. il primo e tiro ridurre segnano e poi l'errore. perdo 1-0.
Tutte così subito il sono. gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Cerca l'uomo là davanti e trova bene il compagno. Occasione, guida, bella! Si esprime in un buon intervento. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non C'è da dire che ho 2 salvataggi, ragazzi, sono sincero, non so cosa farò perché comincio a nervosirmi troppo Michel e buttare via ci una mette il stagione fisico così e non mi complessa il va. pallone. Meno male che ne ho fatti 2, Zuculini aveva sono pescato sincero. Adesso vediamo come va magnificamente questa, ma se saluto Michel la è live riuscito a e trovare l'apertura su riprenderemo. un passaggio interessante. Ecco il tiro. Spero di no, però che schifo, mamma Si mia. ricomincia da capo. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Perfetta parità dunque. Il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Dai, un po' svegliamoci. La mette in avanti. Ok, Sidoti. Allora sicuramente ricaricherò. Cross di Abate. Arriva sulla palla. La prima cosa, anche se le vinco tutte, vinco lo scudetto, ricarico. Riceve in aria. Beh, ripeto, se per voi è normale una situazione del genere, io tengo questa stagione, però sinceramente se è normale, se per voi è tutto normale, vuol dire che c'è qualche problema mentale. Passaggio intercettato. Brignola, autore di un assist oggi. Bella apertura. Dai, Fioi, però. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Decide di sfruttare la fascia. Marsura. Ora Ricoba. Tocco prudente al portiere. Niente, adesso finirà 1-1. Eravamo primi con Livorno, poi fatalità, inizio live. Palla recuperata. Il portiere la calcia lontano. Poteva essere un match veramente per il primo posto, invece è un match per la merda. Molinari, Fallo, ovviamente. con il fallo. Rasmussen di forza. Impossibile Bello. tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Gioca con un pallone lungo. Cazzo fa Viviano. Occhio al tiro. Ed ecco il gol. Ecco il gol. Una grande partita oggi. Sono stufo, ragazzi, continuare così vuol dire non fare più live, sinceramente, perché non esiste che perdo così perché il gioco decide così, non posso farci niente, raga, non so, dai. Senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Mi dispiace, ma ripeto, tutto c'è un limite, se perdo questa non ha senso continuare così. Non deve innervosirsi e gittarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Va bene, questa è l'ultima partita, ragazzi. Mi dispiace, volevo stare in live parecchio, ma così non gioco e penso che ricominceremo da dove abbiamo cominciato stavolta, perché ripeto, non mi mangio una stagione così, non esiste, non esiste, solo un handicappato di merda la pensa diversamente. Non è possibile. Silvestre. Marsura. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Posso perdere tutta per sempre in maniera, sistematicamente uguale. Passaggio sulla destra. C'è un limite. No, ma anche il mercato poi, è stato sbagliato anche il mercato, sinceramente.
Sulla Preferisco destra. spendere i miei soldi diversamente, onestamente, che Ci mette così. il fisico e conquista il pallone. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Diamo l'ultima chance. E poi basta. Porco. Porca merda. Silvestre. Stojan. Vai su Magic. No, ma basta tutto. No, ripeto. Vi avverto Abate già e che se l'autore del perdiamo fallo. questa, solo se la vinco vado avanti. Stojan. Neanche pareggio, solo se la Scatta vinco. verso il pallone. Riprenderemo PES, ma lo Abate. riprendiamo. Forza. Lo riprendiamo. Non da qua sicuramente. Perché è un peccato, ripeto, La non ha gioca condivisa. senso quello che è successo, ripeto, non sono sconfitte che vabbè, ci sta, che il mondiale pre-club, Ha portato pre-club, scompiglio e i mondiali tifosi possibile, l'ho hanno perso voluto comunque 3-0, giusto, penalizzare. ci sta, cioè, ma così tutte le partite uguali, cioè, guarda, cioè, non è possibile. Solo la vittoria ci fa rimanere qua, ve lo dico subito. Palla filtrante per Recoba. Sì, vabbè. E toglie la palla dalla zona rossa. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Adesso penserò bene solo perché il mercato non puoi Provano a farlo in ripartire da live così. dietro. Penso bene a chi comprare e vediamo, Stojan. perché ripeto, non è possibile un cambiamento così. Marsura. Hanno tenuto a lungo il pallone cercando lo spiraglio per andare in porta. Gli avversari però hanno fatto buona guardia chiudendo gli spazi. Michelotto. Ah, ma ci saranno live su Magic, saranno particolari. Palla filtrante per Starridge. Allora il coglione? Starridge. No, no, fioi. Finalizzazione Per carità è decisiva. sinistro, però dai, La no. difesa sembrava Scusate, ma abbandonata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. dai, Sidotti, non è serata, Guarda che ci metto un attimo a cancellare Va tutti avanzare le azioni con il dal lancio lungo. coso. Scusate, ma se uno supporta il Cume deve capire certi momenti. Dai, non facciamo i coglioni per piacere. Ma se mi gira il cazzo, finisce la baracca e finisce la festa. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Dio, che cantante, ma se devo sprecare una serata che voglio divertirmi con voi, no, perché il Allunga gioco il piede decide verso il così. pallone. Bello, La difesa bello. adesso sta lavorando un po' meglio. Starridge. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Brignola. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bell'anticipo, pericolo sventato. Allora, un mese abbiamo fatto. Un mese, 6 sconfitte. E vaffanculo. Allora, devo preparare. Devo preparare. Allora, aspetta, tanto non vendiamo. Sicuramente Zigoni non lo vendiamo. Questo è stato un primo errore. Vabbè, questi possiamo anche venderli. Aerotrack non posso perché è uscita una nuova patch purtroppo ieri e non posso, come si dice, ciao Zincaro, è stato bello, dopo ti tolgo anche dallo zoccolo. Ok, questi possiamo anche vendere. Non posso giocare Aerotrack purtroppo. Sì, Longo sì, invece Longo lo vendiamo, però Zigoni no. Allora, intanto ragioniamo per non fare le cagate. Qua proprio rifiuta.
che Zigoni ci serve come riserva di un giocatore che compreremo. Allora. Ok. No, vergognoso, vergognoso, vergognoso. A parole. Vabbè, questi intanto per togliere un po' di zavorra. Ora comprerei Sheve, che non ho soldi, perché non ho i soldi dell'ingaggio, me lo comprerei, cazzo. Ok. Dio Cristo. Chi compriamo in attacco? Allora, quello dell'Andret, non mi ricordo più il nome. Cos'era di mano, non mi ricordo più, scusate. Ecco, questo mi sembrava buono, che purtroppo abbiamo scelto l'handicappato maledetto, con tutto rispetto. La tiro, veloce veloce, vediamo, reazione 83. Tiro a giro, meglio non farlo. Io proverei. Però non sapevamo, quello è il problema, che non avevamo skate. Solidarietà non so che cazzo sia, ma... Sì, ma da questi meri, ma non c'è veramente nessuno decente. Apriamo anche Pato. Però no, Pato forse voleva troppo, però. Stare i soliti problemi. Vediamo, non mi ricordo più Pato. Sì, difensori non cambia niente, perché non c'è nessuno di buono, sinceramente. Tengo quelli che è un attaccante e basta. Pato. No, ma Giroud è lento come la merda, sinceramente. Tanto abbiamo tenuto Zigoni, erroraccissimo. Proprio vendere sta una cagata biblica. Non vengono, cazzo. Chi prendiamo, cazzo? Sì, un terzino destro, Fiori, che cazzo me ne fa? Ci vuole un pupillo comediano. Ma tutti i miei pupilli costano... ma Haaland l'hanno già fatto forte. Non so neanche più a scrivere, bene. Devo calmare un attimo. No, non scrive così, non mi ricordo neanche pensa, te non mi ricordo più come si chiama un giocatore che amo, bene. No, ma perfetto, no, cioè, proprio bene. Bravo Cuba. Il crollo è completo, adesso manca solo vedere Michelotto con 10 bambine, siamo a posto. Mamma mia. Quanto costa? Eh sì, già 59. Già 59 bombe. Mm.
Ciao Matt. Allora. Niente, non c'è nessuno da poter prendere, impressionante. Questo è bello, veloce e veloce. Finalizzazione 74. Chi è buggato? Questo è il mio pupillo, però ha un'ala. O ce lo inventiamo punta, quanto costa? 20 milioni. Ciao, ciao, ciao. Costano tutti troppo, però, porca troia. Tutti troppo costano. Oh. $66, fortissimo. E questo? Bello. Aspetta, però non ho messo punta, sì. No, Riccardo Oliveira, fioi. Colo. Tanto qua non c'è niente comunque, vediamo. Fa un po' di nomi vostri. Cazzo di attaccante, oh. Sì, ma 60, sì, per cioè... No, non è cattiveria, ti voglio bene, ma no. Ma non saprei veramente chi prendere, cazzo. Sono veramente in crisi, eh. Aspetta, apriamo un prestito a sto punto. Faremo così. Pagheremo un prestito e vaffanculo. È l'unica a questo punto, eh. Sì, ma costano troppo, vecchio. Van Nistelrooy in prestito sicuramente. Pensa quanti ne hanno talmente tanti che possono permettersi quanto vogliono. $91 milioni per un prestito. Che bello. Vizcarrondo non mi piace. UEA. Il buon Timothy. Generazione 75. No, Kalinic. Anche no. Pellegrini, sì, ma cioè ragazzi, ma se costa tanto, cioè costano tutti tanto, fiori, cioè vediamo. 2 milioni, vediamo com'è. Sì, non mi fa impazzire, cioè pago 2 milioni di un giocatore che fa cagare. Cioè, sinceramente no.
Caicedo. Fanno tutti cagare, però veramente fanno cagare i morti, mamma mia. Non lo so. Aspetta, Caicedo secondo me non è scarso per la Serie B, però dopo quello che è successo eh, con Starridge. Bello Leao. Quanto costa però, cazzo, per la serie B? 22 milioni, dai. E Cutrone, ma Cutrone costa soldi. Sì, che sia almeno peggio, onestamente. È incredibile da dire. Sì, beh, 3 milioni e 4 anche no. Non mi fa impazzire. Proviamo. Cioè, cambio modulo. Dovrei fare allora attacco, cioè una punta. Possiamo anche provare. Eravamo primi, cioè quello è il discorso. E possiamo provare anche a far così. Mettiamo lo stronzone. Punta unica. Però come cazzo fai a fare due trequartisti? Impossibile. Questo modulo qua, come cazzo fai? Cioè non è che puoi far così. Cioè, che cazzo di modulo è da deficienti da rinchiudere, onestamente? Cioè, fa proprio cagare. Non puoi proprio farlo così. Non posso cominciare a comprare fasce e tutto Nogoscape per comprare tutti questi giocatori. Purtroppo. Magari. Mi sembra impossibile, cazzo. Carità, è vero che ho messo difficoltà nel comprare e ci sta, però che spoccio, mi è tanto difficile. Cazzo sono questi, non si sa. Io direi di prendere Starridge, secondo voi ci sta come acquisto? Hernandez. No, direi di no. Boh, non lo so. A sto punto veramente prenderei Caicedo e basta. Non ho proprio idee. Non c'è proprio nessuno. Ma costano tanto, ragazzi. Purtroppo costano tanto. Io vi ringrazio. Cioè, addirittura a monte. Cioè. Perché un giocatore di Serie A giustamente non viene a Venezia, è chiaro. Non lo so, non lo so sinceramente. Non capisco che non posso neanche fare un piccolo debito, cioè non ha senso. Cioè, Patto lo comprerei subito, raga, cioè, ma purtroppo. Vediamo quanto costa Tevez, ma. Si ritira. Allora, vediamo a sto punto che abbiamo preso Edigno, che abbiamo preso un granchio con Edigno. No, così.
Vediamo, facciamo Argentina e Brasile e vediamo cosa ci propone. Vietto. Vietto era il mio pupillo. Quanto costa? 7.000. Ok. Vabbè, poi vanno i coglioni. No, Choupo-Moting non mi piace. Benedetto. Ma il Marsiglia poi, ragazzi. C'è proprio nessuno. Ma neanche se era. Prova a abbassarla magari. Ma infatti, lo so. Lo so, ragazzi, siete anche troppo bravi, sinceramente. Luiz Adriano. Fred, molto veloce. Se avete qualche nome interessante di questi qua. No, Gio. Però questo 87-88, federazione 74. Bassetto, però. Cosa ne pensate di questo? Sì. Cosa ne pensate di questo qua? Molto veloce, però sì, diciamo che il tiro non è proprio il suo. È più un'ala in realtà. Vediamo quanto costa. Vabbè, questo lo prendiamo sicuro. Vabbè, vabbè. Mi piace. Sembra che Barbaro. La punta no, però fa la punta in realtà, quindi quantomeno non perde overall. Può essere una spalla per Veneziano, magari un po' meglio di Edigno, che insomma non ha fatto proprio cose incredibili. C'è un uruguagio, un bel uruguagio magari. Forlano, non viene Forlano. Peccato. Finalizzazione 82. Questo è, vedi, no, quello che abbiamo visto, però forse costava troppo. No, in realtà no. Quasi quasi. Sì, però non capisco perché, sì, praticamente se devo con la decisione rischio di perdere, vabbè. Shevanton, magari. Ma sono curioso di vedere il gioco.
Vediamo anche se si è alzata, non so, la difficoltà e non me ne sono accorto perché campione. Oh. E adesso vediamo il... No, sì, Firenze magari non è attacco. Mantenendo Zigoni. Senza stravolgere niente e vediamo che succede. Dopo guardiamo. Vabbè, Digno la mettiamo al secondo tempo. La teniamola così. Questa ricordiamo che era la miglior partita che abbiamo fatto in realtà. Con calma. Ma è solo un episodio, magari può capitare, insomma, dai, fine un mese di gioco non è neanche tanto. 7 gennaio, il nostro caricamento era 7 gennaio, siamo arrivati a 7 febbraio. Buon pomeriggio, il vostro Fabio Chiaresi. Adesso vediamo come va. Questa sfida minuto per minuto. L'incontro di oggi ha tutte Sono le curioso, carte sinceramente, sono proprio curioso. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% Ci siamo dati questa, diciamo, questa cosa perché veramente era sincero, inaccettabile. Adesso chiaramente sono cazzi nostri, direttore però di gara decreta soprattutto un calcio Starridge è d'inizio. quello che mi ha fatto incazzare, perché spendere comunque soldi su giocatori così, cioè dai, cioè, per piacere. Vediamo. Voglio vedere se proprio è programmato il gioco così, allora posso farci niente. Risolve una C'è stato un situazione che potrebbe caso, diventare insidiosa. ci siamo giocati un piccolo bonus, dai, di un mesetto. Cioè, perché eravamo primi, cioè, porca troia, cioè, era proprio brutto, dai. Mi stava proprio passando la voglia, ma Starridge mi ha deluso troppo. E la difesa, onestamente, o prendi difensori Mostrano forti. un buon controllo del Guarda gioco. Zigo, adesso magari Zigo la segna. Tiro. Vedi, Rete. Zigo subito gol. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio. L'errore più sono grande per un'intesa me è stato perfetta. questo, comunque, vendere Zigoni. Cioè, so che si fa ridere la frase così, però Ha portato a casa la terza rete nella stagione. fa comunque ridere. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Però eravamo partiti bene anche, diciamo, all'inizio, quindi vediamo, certo non mi esalto. Ha la possibilità di andare verso la porta. Sulla destra. Buona occasione per Abate. Ecco che partito. Ma perché, vedi, i giocatori sbagliano meno però? Pericolo. Perché i giocatori sbagliano meno? Questo voglio capire. È attento e allontana senza problemi. Prova il cross in aria. Cioè, tutto più semplice, ci viene Vara. Tutto semplice. Tutto semplice. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Libera tempestivamente. Crondelli. Ecco il splendida reazione del portiere. Sembravamo fortissimi, adesso sembriamo fenomeni. Intervento di routine. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Dal tiro. E questa potevi risparmiartela. Conclusione sul fondo. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pallone lungo in verticale. Occhio. C'è il cross. Occhio, grande questa parata. Infilza il portiere. Ha preso gol. Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Al primo tiro ancora. Il portiere è stato bravo. L'altra partita invece era 1-1 al 90° su Ottimo senso rigore. del gol qui. Ha Ok. capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Ah, devo cercare di capire, ragazzi, perché sinceramente non lo so. Anche stavolta è il primo tiro. Ragazzi, se non vi Perché? piace una partita del genere, allora non vi Perché? piace il calcio. Camporese legge bene l'azione, blocca il pallone. Zigoni.
Non ha avuto fortuna con Cos'è il che è suo cambiato da quando ci siamo Non è lasciati? stato Questo che voglio sufficientemente capire. preciso nel passaggio. Oh, proprio una giornata storta, che può essere, assolutamente. Fatalità, aver perso il mondiale così. Forse era il segnale che oggi proprio sono a PES, proprio non me ne gira una. Fa Tentativo di strano allungare il però. gioco. Modulo era ben posizionato e intercettato il pallone. Troppa differenza comunque. Per Abate. carità, la partita la stiamo giocando bene, abbiamo preso un gol, possiamo segnare Palla in tranquillamente. profondità per il compagno. Però boh. Spazza il più lontano possibile. Oh, Zincavala che ti tolgo veramente. Io in questo momento ho bisogno solo di persone che mi supportano o che comunque siano Palla in tranquille. out, ci sarà Sono un rimessa po' nervoso, laterale. ragazzi. Una cattiveria. Occhio al cross. E fa colpire di Toh, testa. Gol, mangiatemi il non cazzo, sbaglia. merde. Non poteva esserci un Mangiatemi il momento cazzo e migliore per andare in silenzio. vantaggio. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Adesso Si di rompe rabbia però, l'equilibrio di e adesso rabbia. la gara si fa interessante. Si libera la grande. Elegante. Può crossare in aria. Gioca una palla lunga. E i gol di testa di Veneziano. Ha spazio sulla fascia. Traversone in arrivo. Passaggio intercettato. Però segniamo e dopo vedo la squadra Recupera subito che è in palla. difficoltà. Perché la sento, nel senso sento Per proprio la riporsi in pesantezza. gare. Ma È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini ah, hanno Gi, stai entrambe dimostrato buono. di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Soltanto pochi palloni giocati in questo Cerchiamo di secondo fare tempo. una partita come stiamo facendo senza però prendere il golletto stupido, Michel grazie. prova la Cioè, però guardate verticalizzazione. la differenza. Cioè, la differenza è palese, nel senso non è tanto il risultato, ma è proprio il modo di sbagliare che è diverso. Cioè, possiamo comunque perderla questa, ma stiamo sbagliando Palla poco. Ne lunga sbagliamo, cercando il vabbè, compagno in avanti. il giusto, Michel non non ogni intercetta. passaggio di ogni minuto. Cioè, ecco, guardate, capite? Questa è la Molinaro. differenza. Cioè... No, no, ma certo che non posso vincere 5-0, però non posso sbagliare ogni passaggio. Questa è la differenza, Palla arrivata in verticale. è la cosa che mi faceva imbestialire. Questa Effettua un anche se, passaggio se la lungo. perdo giocando così non mi arrabbio, perché comunque vabbè, cosa ho detto io? Ed Perché ecco comunque i un'altra rimessa passaggi laterale. sono giusti. Questo è il discorso. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Cerca cross. Riesce ad intercettare. Comunque dopo questa chiudo perché non mi piace la chat, come sta l'evoluzione della chat non mi piace. Dislike, non dislike, fiori, stiamo giocando, ci stiamo divertendo, cioè se volete che mi nervosisca per forza faccio 10 autogol. Cioè non so. Vedi, dopo mi dite fate live, però cioè le live voglio fare, visto che io Ottima progressione palla al piede. cioè, mi registro per Bella apertura. divertirmi e passare un po' di tempo. Ste robe mi Scatta stanno un po' verso il sul pallone. cazzo. Zuccolini riceve in posizione interessante. Sicuramente non sono uno molto permissivo, per carità di Dio, però dai cazzo, lasciamoci un attimo. Cioè io sono nervoso. Zigoni. Cerca il numero. Cioè io non sono politicamente corretto, ragazzi, ce lo sapete, insomma. Molinaro. Palla verso il centro dell'area. Buona deviazione del portiere. Può calciare a rete. Prova la giocata di fino. Può metterla in mezzo. Palla filtrata per Recoba. No, ma non è che nel senso non mi piace perché comunque sono nervoso, ho bisogno magari di altri discorsi, capito? Cioè di capire insieme il perché è andata male, di cosa è successo, perché è troppo inspiegabile E sulla una palla differenza i così compagni abissale. aspettano Questo la avrei traversone. bisogno, sinceramente. Incordinata. Cioè è palese la Un ottimo differenza colpo di nel testa gioco, per non tanto nei interrompere il gioco. risultati. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Questo è il discorso.
ottiene Cioè, il voglio gol dalla capire, perché non voglio conclusione. buttare via una stagione o una serie perché il gioco vaneggia. Adesso vediamo, se poi hanno gol al 90esimo Allunga il come la progresso il partita, pallone. l'altra partita col Cosenza, cioè, ora mi preoccupo. Se ne va. Cross verso il centro dell'area. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Cioè, voglio Infatti, capire. Cioè, sbagliavo tutti i passaggi, tutti i fottutissimi passaggi. Almeno qua c'è Fa la avanzare il percentuale, secondo, diciamo, lancio lungo. dell'ultima live, ecco, della live dell'altro ieri. Cioè, questa è la Abate. differenza. Questa è la cosa che mi fa E passa. schizzare. Ottimo disimpegno, fondamentale. E l'arbitro, con l'assistenza del guardalinee, dice che c'è stato offside. la difesa adesso sta lavorando un po' meglio. No, no, ma lo so, ma forse non ci siamo capiti, non è tanto, cioè ci sta il perdere un po' di partite, Il le abbiamo portiere perse calcio anche, lontano. anche nelle aree precedenti, ma il modo che non è accettabile. Zigoni. Vede l'inserimento del compagno. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Adesso nel ciaccolare non hanno fatto neanche i cambi, vabbè, speriamo di non pagarla. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo giocato benino, abbiamo fatto il nostro, però cazzo, i passaggi Fa ci sporco il ladro il suo vengono. marcatore. Scusami, queste cose qua mai fatte nelle partite scorse. Campolese. La gioca in mezzo. È quello che è frustrante. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. E questo è fallo, non ha Ecco, dubbi questo mi l'arbitro. preoccupa, un fallo inesistente al 90esimo. Beh, ecco, questo mi interessa, ok, perché ho perso, chiaramente ho Meglio questa giocato poco negli filtrazione. ultimi anni, Non hanno tutta giocando la tanto vita di dover Ultimate Team. rimediare. Grazie Michelotto, ma Sa, cioè, può cercare il tiro non in capite mezzo. cosa sto Cross dicendo, verso il ara? centro. Mamma mia. Questa è una Tentativo partita di due comunque punte bene. accettabile. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà Quello che ho finita. sbagliato l'ho sbagliato io, Palla che e quello che ho torna fatto nella giusto zona l'ho del fatto io. portiere. Perfetto. L'estremo difensore la calcia lunga. E l'arbitro chiude qui la partita. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura. La partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Eccoci qua Luca. Allora, qual è Va la tua bene. opinione sulla gara? E vaffanculo. Adesso compriamoci sto attaccante. Cambiato tutto in un minuto, cioè. Molto strano. Vabbè, qua portano solo sfiga questi. Ovvio. Vedi, quando la chat fa la chat, vinciamo. Non so. Fallite, Vietto, fallite. Vabbè. Oh, prendiamo questo ora da Spoge. Perché? Merda. Cazzo, adesso rischiamo di non... Oh, ma è incredibile. Cioè, è incredibile, eh. È incredibile. Non ce ne va una giusta. Sì, ma che noi ne fate tante di master insieme, cioè lo sappiamo che c'è il momento negativo, ma il problema non è tanto il problema negativo, è il come, cioè posso perdere tutte anche se preferivo perdere 6-0 cioè, con la squadra avversaria che domina, questo ci sta, ma no così. Ancora avanti, non posso, Dio. Ma mi prende per il culo. Cioè, il giocatore accetta adesso la... No, vabbè, cioè, ragazzi, cioè, ma guarda che... Vedi, queste sono le cose che mi fanno perdere la voglia.
Grazie. Ok. Sì, sì, Jacopo, però 1-0, anche l'1-0 dipende sempre più che altro dal discorso dei passaggi. Quando sbagli tutti i passaggi, la schizzi. La schizzi male, c'è poco da fare. Il Comunque questa è sole l'ultima bacia i raga, poi pelli, insomma dice il vado. proverbio. Adesso Luca, non so se Vediamo noi come siamo finisce, proprio così mi belli, riposo anche un ma di attimo certo c'è chi da oggi sto palleggia nervosismo e che sole comunque non ha mi è andato scelto di via. regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Adesso Caressimo ho per dei giorni che sono a appoggiarvi casa ancora da una volta lavoro, insieme quindi per penso che raccontarvi più ci e sarà meno comunque di almeno. un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi Domani sarà non il so modo se sarà la migliore live per domani, terminare forse. l'autopranzo, ma Però 1 o 2 speriamo che lo giorni ne faccio subito spettacolo vi un'altra. tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Sì, non riuscivo a giocare, proprio non la passavo mai. Questo Cioè, è un palcoscenico ripeto, veramente ne abbiamo perse, impressionante per pareggiate un anche a regista, inizio, spettacolo nelle unico. prime live, le prime 2 o 3 live di sta serie, quindi, cioè, voglio dire. L'arbitro ha già dato il via alle danze e siamo agli ultimi 90 minuti di questa prima metà della stagione. Adesso vediamo questa. Pallone lungo in verticale, palla in avanti verso il compagno, bell'anticipo, pericolo sventato. Il problema era Starridge. Starridge ha rovinato tutto. L'Empoli può contare sul reparto d'attacco che era calcio di punizione per l'Empoli. Va di testa, occasione fallita. Non levate Gabriele dallo zoccolo, Guarda che se fate cagate chiudo tutto, Va via di forza. Può andare in rete. L'ho detto anche a Guy, che è il mio supervisore. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Per esempio adesso non è che mi sto tanto arrabbiando, stiamo facendo schifo, gioca meglio l'Empoli, nessun problema se perdo, perché l'Empoli ci sta surclassando in questo momento. Questo un po' per spiegare, insomma, non dovrei spiegare queste cose ovvie, però devo spiegarle. Contrasto in scivolata. Non impensierisce la difesa. Comunque è stato proprio comunque un caro della squadra, Ottima sicuramente. pressione la sua. Palla recuperata. Zigoni la mette sulla sinistra. Bravo Kume, bellissima questa. Dai. Ah, peccato. Dai un po' di fortuna, niente. Prova a scavalcare l'avversario con una palla lunga. Finché i passaggi riescono Ottimo va tutto fraseggio. bene. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Vai Abate. Adesso abbiamo capito, quando vedo che dopo 2 partite consecutive che sbagliano tutti i passaggi, chiudiamo. Abbiamo imparato la lezione, perché se dopo schizziamo e ciao. Siamo ancora 0-0. Ma perché poi diventa anche brutta la live, cioè vedere una squadra che sbaglia qualsiasi cosa. Bravo Recobino. Vedi che i passaggi riescono. Rimane il portiere da battere. Gol! Sì. Sì, è uguale, è uguale. Silenzio, silenzio, silenzio. Tutto uguale, sì, sì. E il risultato si sblocca 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Mancuso. Pallone promettente. Tutto uguale. Può spingersi in avanti. Ci prova. Sceglie di battere il gol. Vai Zucco, bravissimo. Prova a verticalizzare. Ok.
Qua Zuccolini ha fatto un po' una stronzata biblica. C'è letteralmente una pioggia di cross. Ecco il tiro! Calcio di punizione per l'Empoli. Vabbè, qua sappiamo che è gol. L'arbitro è stato chiaro. Questo è Ah, ma l'ultimo almeno male. avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta attenzione. Zuccolini. Zigoni. Va la Zigo, va la Zigo. Cremonesi. Perché Cremonesi? Mamma mia. Sì, però cioè, salgono anche gli attaccanti, raga. Guarda come giochiamo bene. Cosa che mette quasi sempre in difficoltà il portiere. Ma sì, ma era chiaro, ma io, cioè, lo sapete. Cioè, faccio cose estreme solo se proprio c'è il motivo, ma lo sapevo. E l'arbitro fischia la Figurati. fine di questa prima frazione di gioco. Purtroppo sono un po' più grande di tanti magari di voi, quindi ho l'esperienza per sapere, insomma, quando il gioco è mongolo. Solo gol alle ferme. Adesso che lo sappiamo, però, dopo 2 consecutive cambiamo gioco, assolutamente. Mi preparo già un secondo gioco, perché sennò è proprio brutto. 1-0 dopo i primi 45 Non mi diverto io, minuti. non vi divertite voi, Zigoni, calcio bailato, tutto uguale ragazzi, tutto uguale, tutto uguale. Guarda, si incazza il veneziano, hai ragione, ha sempre ragione, ma che brutto aver sempre ragione nella vita. Mamma Era mia. smancato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente. Oh, Bel Zigoni, in realtà l'errore sto a vendere Zigoni comunque. La gara sembra avere Cioè, probabilmente forse hanno perso intesa. intesa, boh. A gol. La partita ha sicuramente un padrone. questo punto comincio a pensarla così, vabbè, tutta esperienza, Cambiano le dinamiche di gioco per No, ma è le uguale. squadre. Tutto uguale, figlio. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. E la palla deve Stiamo approfittare. attenti perché comunque non è vinta ancora la partita. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. È chiaro che i momenti difficili torneranno, però adesso li sappiamo gestire. Eurotrack appena arriveranno la nuova patch, spero presto perché non dovrebbero cambiare troppo. Ah, mamma mia, peccato. Spazza via senza fronzoli. Palla riconquistata. Vedi? Guarda. Non sbagliano, neanche se vogliono. Occhio alla conclusione. Facciamo un po' di cambi perché sennò la gente muore. Davvero di pochissimo, gran peccato. Insegnamenti comerciali. Diamo un po' di riposo del cover perché sennò muore. E va bene così. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su Vai, giocatori Digno. molto abili nel gioco aereo. Salta e colpisce di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Sicuri in fase di Guarda pareggio. che Digno, bellissimo, qualcuno ha dormito, dormita veneziana. È occasione persa questa. Ah, se no non sbagliato compro l'ultimo nessuno, passaggio. sto così, Al guarda. centro c'è sempre meno Ci teniamo i spazio, bisogna soldini. essere Se non precisi arriva e veloci nel passaggio. Lopez, Allontana il pallone. rimaniamo così. Dopo passo per un saluto su Discord, così insulto qualcuno. Il Venezia potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La Oh, il Tudo non si è più qualificazione sembra sentito. cosa Ah, fatta. questo è il supporto che dà Tudo a un Kuma in difficoltà, mamma mia. Scatta verso il pallone. Prenderò molti provvedimenti Molinaro la mette in su mezzo. Telecast. Voglio il gol di Michelotto. Un'altra azione in copertura. Zigoni si segna così, è bellissimo, peccato. Gli nega la gioia del gol, che parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Mancuso. Ai ai ai. Zuccolini. Bravo, Che Zucco. conquista la palla. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Vai, vedi, madonna, guarda Digno, anche Digno. Vuole partecipare ai festeggiamenti. Ah, peccato. E potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere
chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Eh? La partita riprenderà dopo le modifiche alla Ma formazione che cazzo? già annunciate peraltro qualche minuto. Ma zio Bono, ma perché? Sì, sì, chiudiamo bene, tranquilli, con la consapevolezza che avevo ragione. Decide di sfruttare la fascia. Bella apertura. E passa. Ottimo intervento. Prova a Oh, cambiare la situazione con una giocata in avanti. vedi che non ne sbagliano più Prova con la uno palla quasi, qua filtrata. vabbè Veneziano è lento come una Palla minchia. intercettata, ottimo il suo senso della posizione. La mette in avanti. Faccio bello, bello, Chiama di bello, nuovo. bel gol. Gol pesantissimo, ha trovato nel finale per giunta. No, allora, volevo venire Il portiere è su stato bravo a Discord, seguire la ciao, conclusione, no, ma ha potuto anche nulla se sulla si seconda scherza, parte. Questo è scusami, quell'intuito oh, che ti fa capire lo prima so, dove sono finire uno il pallone. stronzo, È una ma dote io leggere ste fondamentale in area robe di proprio, rigore. guarda, cioè, 5 Ora anni, è tutto di nuovo allora possibile. proprio non ce la Ancora un faccio, gran sono finale. razzista su ste cose, perché quando E una c'è un persona bel è pallone in nervosa avanti. non si scherza Riesce a mai, secondo liberarsi me. da solo. Guarda, anche C'è la Edinho, conclusione. mangiatemi E il fa cazzo l'estremo tutti, difensore. mangiatemelo Situazioni come tutti. queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, Buono, con il dai, chiudiamo risultato che abbiamo bene, visto. ottimo. Non c'è più tempo, finisce qui. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono Grande Edinho, festeggiare. pure Edinho l'ha messa. Invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e Buono. sfondare soprattutto per... Edinho top player. Ottimo, ottimo, godo come un porco, veramente. Se non arriva, ripeto, basta, perché rotti i coglioni anche il mercato. Basta, ciao. Finita. Buono raga, un saluto dal Comendone. Dai, spero domani ce la faccio. Registriamo un'altra. Facciamo un'altra live. E niente, dai, abbiamo capito insomma come funziona un po' il tutto. Ragazzi, un abbraccio, grazie a chi mi ha supportato, non grazie a chi rompe il cazzo. Ciao, Fioi. Un abbracciotto, buonanotte a tutti. Grandi.